L'adesione dei medici di base alla campagna vaccinale costituisce un obbligo a cui nessun professionista può sottrarsi, le ASP pronte a diffidare. La nostra regione è da lunedì in zona arancione, mentre non si placano le polemiche per il ritardo nei vaccini, intanto Spirlì annuncia 9 sedi vaccinali. Mamma e 2 figli vennero travolti dal fango a Lamezia la sera del 4 ottobre del 2018, indagati un dirigente provinciale, 3 dipendenti del settore viabilità e un imprenditore agricolo. Vittoria degli Amaranto al Granillo, la regina sorprende i Brianzoli, bella prestazione del Cosenza a Salerno, lupi in 10 per tutto il secondo tempo. Ben ritrovati e buon sabato dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai nostri titoli, scoppia la polemica tra l'azienda sanitaria provinciale e i medici di base che ai nostri microfoni dicono noi ci siamo, mancano però i vaccini. Vediamo. I medici di base dovranno obbligatoriamente vaccinare, hanno firmato una convenzione e non possono tirarsi indietro. Qualora dovesse palesarsi una situazione del genere, le ASP sono pronte a diffidare i professionisti. Ma cosa ne pensa la categoria? Non ci sto, la colpa del ritardo nelle vaccinazioni dei medici di famiglia? Falso. A cosa serve la convenzione? Noi siamo dei liberi professionisti convenzionati. Nella convenzione è stata trovata, diciamo, la vaccinazione fa parte dei nostri compiti e ultimamente c'è stato un accordo nazionale in cui anche la vaccinazione anti-Covid è stata inserita nei nostri compiti. Poi tutto deve essere svolto con un accordo regionale perché naturalmente ogni regione, come lei sa, ha delle organizzazioni, dei modi diciamo, di fare. Per cui nella nostra organizzazione regionale, nell'accordo regionale, noi abbiamo messo la disponibilità volontaria del medico di famiglia. Perché? Perché quando uno mette un'obbligatorietà deve mettere anche poi quelle situazioni di esenzione, perché io non posso obbligare per esempio una persona che possa avere rischi nell'operare vaccinazioni o tamponi, perché magari è un immunodepresso, ha delle patologie particolari, eccetera. Per cui la medicina generale calabrese ha detto la funzione della vaccinazione ce l'assumiamo noi come sistema della medicina generale, per cui se qualche nostro collega per qualsiasi motivo di natura diciamo soprattutto sanitaria o altro non potesse dare la disponibilità, non ci sono problemi perché i pazienti di questo nostro collega li vacciniamo noi, cioè li vaccina il sistema della medicina generale. Quindi come vede non esiste il problema. Sarebbe esistito il problema se ci fossero stati 10.000 vaccini, cioè se Spirlì o Longo avessero detto guardate abbiamo 10.000 vaccini che non possiamo somministrare perché non ci sono i medici di famiglia, non sono disponibili a vaccinarlo, ne stanno vaccinando. Quindi voglio dire, quindi è falsa la situazione, quindi il ritardo nelle vaccinazioni non dipende certamente da noi. Noi abbiamo vaccinato, abbiamo somministrato il 100%, non 60-70, il 100% dei vaccini che ci hanno consegnato nei centri vaccinali. La medicina generale ha vaccinato tutte le persone che sono state messe nella sua disponibilità. Noi non abbiamo vaccini nei nostri frigoriferi, però non ci sono stati dati i vaccini. D'altra parte dovrei anche dire, giusto per far capire a questi signori che hanno la memoria molto corta, che scrivono i piani regionali di vaccinazione, che la medicina generale in questa prima fase degli ultra ottantenni con questi vaccini freeze, quindi con Pfizer, Moderna eccetera, non sarebbe dovuta nemmeno essere chiamata, non doveva partecipare. Noi dovevamo partecipare nella seconda fase con questi vaccini più maneggevoli tipo Johnson Johnson eccetera, non certamente in questa prima fase, ma siccome la regione era in grande difficoltà, in grande ritardo organizzativo, ha chiesto a noi di dare una mano e noi prontamente abbiamo dato una mano. Quindi noi abbiamo dato una mano, oggi invece di sentirci ringraziare, come è successo altre volte, veniamo messi sotto la graticola, ma non ci stiamo, io non ci sto e lo ripeto, abbiamo organizzato i centri vaccinali nella nostra provincia di Cosenza, che abbiamo organizzati noi insieme ai sindaci, ai volontari, agli infermieri volontari dei nostri paesi, dei nostri comuni, abbiamo vaccinato i nostri cittadini, l'abbiamo fatto noi, medici di famiglia. Anzi, vi dico di più, abbiamo dei centri vaccinali con una potenza eccezionale che possono fare 500-600 vaccini al giorno, come quello che è stato organizzato col
il Comune di Cosenza, il distretto eccetera, che però non viene utilizzato nel pieno della sua capacità perché non ci sono i vaccini. Abbiamo avuto dei medici di famiglia che sono andati e hanno trovato chiuso, dei medici di famiglia che sono andati per vaccinare e non avevano il box perché erano troppi, dei medici di famiglia che sono andati in troppi e c'erano pochi vaccini. Ma di cosa stiamo parlando? C'è un problema di organizzazione seria. In questo momento abbiamo la potenzialità noi di somministrare 6.000, 7.000 vaccini al giorno nella provincia di Cosenza. Ma al giorno sto parlando, ma se ne arrivano 6.000 alla settimana, ma mi dite come si potrà andare avanti con queste vaccinazioni? Noi diamo la nostra disponibilità, l'abbiamo data, la daremo e come sistema medicina generale siamo vicini ai nostri pazienti e lo faremo. Per cui il messaggio finale è questo: meno parole, più fatti. Dateci i vaccini e fateci lavorare in serenità. Ci sono stati dei colleghi che non hanno dato la loro disponibilità per motivi loro personali ed era previsto nel contratto regionale che noi abbiamo sottoscritto con il responsabile regionale. Insomma, una situazione davvero complicata, confusa e anche delicata. L'unità di crisi regionale che si è riunita a Catanzaro in sostanza ha deliberato che ci saranno più sedi regionali, più sedi per le vaccinazioni, come annunciato dal presidente facente funzioni Nino Spirlì. Vediamo. Sono giorni di apprensione per le persone vaccinate con il lotto di AstraZeneca che è stato poi ritirato a scopo precauzionale dall'AIFA. Nel verbale dell'ultima riunione dell'unità di crisi regionale per l'emergenza Covid risulta che sono state somministrate 5.674 dosi sulle 8.000 totali che facevano parte del lotto ritirato. Il fenomeno, fanno sapere dalla Regione, è strettamente monitorato e tutti i settori aziendali e regionali di farmacovigilanza sono stati allertati per le opportune verifiche sulle persone vaccinate. A Cosenza, dove sono state somministrate circa 178 dosi del lotto AstraZeneca, l'ASP ha istituito il numero 366-6135022 al quale segnalare eventuali problemi. Ma le vaccinazioni non si fermano, vanno avanti. Spirlì sottolinea che aumentano i punti di somministrazione. La Protezione Civile sta continuando ad organizzare, ad aiutare il personale sanitario per mettere in piedi altri punti vaccinali. Dall'ultima riunione dell'unità di crisi c'è una bella impennata nelle nostre vaccinazioni, tant'è che da un più o meno 50% siamo arrivati ad un 74,7%. Ma intanto preoccupa il trend in rialzo dei contagi settimanali. La Regione ha disposto altre 4 zone rosse, ossia i comuni di Petile a Policastro in provincia di Cortone e San Nicola da Crissa nel Vibonese e nelle frazioni Piani di Acquaro nel Vibonese e Piminoro nel Reggino. Casi in aumento nell'Alto Tirreno Cosentino. A Diamante il sindaco ha adottato misure di contenimento come la chiusura delle scuole. C'è poi il caso Longobucco, dove il primo cittadino ha istituito la zona rossa, ma le 43 persone risultate positive al primo test rapido sono poi risultate negative al secondo. Un caos, fa sapere il sindaco, dovuto ad un lotto di tamponi difettosi. Resta la zona rossa però in attesa dell'esito dei tamponi molecolari e oggi l'ASP ha iniziato lo screening delle persone risultate positive al primo tampone rapido. Nel Cosentino tuttavia si registrano disagi nel processare i tamponi per la rottura del macchinario nel laboratorio di Corigliano Rossano. L'ASP di Cosenza, per non creare ulteriori rallentamenti, sopperirà alla mancanza del laboratorio di Corigliano Rossano spalmando i tamponi sugli altri laboratori a disposizione. Mancano i vaccini, ma anche i vaccinatori, infermieri pronti e adeguatamente formati, dice ai nostri microfoni il presidente dell'ordine degli infermieri, Fausto Sposato. Sentiamo. Accelerare sui vaccini, l'intenzione mette d'accordo tutti, nella pratica le cose cambiano, mancano le fiale, gli stessi vaccinatori, le assunzioni sono state promesse, ad esempio per gli infermieri, promesse mantenute? Sono stati assunti alcuni infermieri, altri ancora no. Io voglio fare una premessa doverosa. Io non capisco, noi abbiamo una normativa in Italia che consente solo ai medici di vaccinare. D'accordo? Ora, i professionisti infermieri che fanno un percorso di studio universitario fanno dei prelievi arteriosi, dei prelievi venosi, fanno delle terapie particolari, utilizzano degli strumenti sofisticati e quant'altro. Questa normativa non permette oggi agli infermieri di poter vaccinare e mi sembra veramente una cosa assurda.
perché noi potremmo avere una platea di vaccinatori molto più numerosa. Le falle nella filiera vaccinale evidenti, un'organizzazione non a regime. Un modello organizzativo che onestamente sta facendo acqua da un po' di tempo, non da adesso, è perché mancano i vaccini e perché magari non ci si può registrare, perché allora bisogna sedersi un attimo a un tavolo con gli attori del sistema, con gli attori della filiera. Gli infermieri mancano. Non esistono per i vaccini, non esistono per la prevenzione, non esistono nei reparti Covid, mancano infermieri negli ospedali perché ancora oggi stiamo focalizzando la nostra attenzione sul Covid, sui vaccini, ma ci stiamo dimenticando di quello che è il 90% delle altre patologie che hanno bisogno di assistenza e di risposte. Questo è un territorio che ha bisogno di risposte e qualcuno si deve prendere la responsabilità di dare queste benedette risposte. Siamo sempre in ritardo e sempre con l'acqua alla gola. C'è qualcosa che non va, allora che si intervenga. Una volta per tutti si intervenga. Noi siamo a disposizione. Noi vorremmo anche fare i vaccini, perché non farli? Cosa cambia avendo un medico che possa intervenire nell'emergenza o in caso di evento avverso? Perché non farlo? Chi è che decide di no? Intanto le vaccinazioni continuano a macchia di leopardo. In alcune zone della Calabria gli over 80 hanno già ricevuto la seconda dose, in altre ancora si aspetta. In alcuni centri come Rose, siamo nel Cosentino, si è cominciato oggi con la somministrazione delle dosi agli anziani. Vediamo. Finalmente anche a Rose, centro del Cosentino, è iniziata la campagna vaccinale per gli over 80 dopo il rinvio della scorsa settimana a causa della mancanza di dosi di vaccino. Circa 200 gli anziani prenotati, tra loro anche questa donna che tra qualche mese compirà 100 anni. Tanti anziani sono venuti qui con la voglia di vaccinarsi e soprattutto con la speranza di vivere molto più serenamente. La pandemia, soprattutto negli anziani, ha creato un clima di terrore, un clima di paura. Io mi auguro che ci siano disponibili le dosi per vaccinare l'intera popolazione. Noi come Comune faremo la nostra parte perché la vaccinazione compete all'ASP, è l'ASP che l'organizza, noi come Comune diamo il supporto logistico. In questo caso abbiamo messo a disposizione la struttura, abbiamo organizzato il tutto, abbiamo gestito le prenotazioni. Nella prima giornata di vaccinazione nessun disagio per gli anziani grazie alla sinergia tra ASP, Comune, Croce Verde, medici di base e farmacia. Le vaccinazioni stanno andando avanti nei giusti tempi, non si crea assembramento, il cittadino che arriva all'anziano non deve aspettare perché i tempi sono stati scansionati nel modo giusto, quindi non c'è attesa da fare. E c'è il piano del governo per quanto concerne le vaccinazioni. L'obiettivo è ambizioso: vaccinare l'80% degli italiani entro fine settembre, ossia in poco più di 6 mesi, a partire dall'attuale 3,2%, quasi 2 milioni che hanno ricevuto anche il richiamo, arrivando a somministrare 500.000 dosi al giorno, il triplo delle 170.000 di media dell'ultima settimana. È il nuovo piano vaccinale del governo, rivisto e potenziato dal commissario all'emergenza Francesco Figliuolo, per il quale potrebbe essere decisiva la fornitura di Johnson & Johnson, che da metà aprile dovrebbe consegnare 7 milioni di dosi nel secondo trimestre e complessivamente fino a 27 milioni in Italia. Speriamo si possa davvero procedere così come prestabilito dal piano del governo nazionale. Il ministro della Salute Roberto Speranza intanto ha firmato da lunedì la Calabria in zona arancione. Vediamo cosa cambia. Calabria da lunedì sarà zona arancione. Secondo il nuovo decreto non esistono più zone gialle, ma solo una bianca per la Sardegna e le altre 2 aree saranno arancioni e rosse. Dunque da lunedì 15 la nostra regione si colorerà di un colore più intenso con elevata gravità. Sarà consentito spostarsi all'interno del proprio comune, tranne nella fascia del coprifuoco, e cioè dalle 22 alle 5 del mattino. Gli spostamenti fuori dal comune dovranno essere motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero motivi di salute.
Serve comunque l'autocertificazione. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Sarà consentito in ambito comunale lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22 nei 3 giorni festivi della vigilia di Pasqua e Pasquetta 3, 4 e 5 aprile. Lo spostamento per far visita a parenti o amici è consentito nell'ambito regionale. Si potrà fare rientro nelle seconde case di proprietà in affitto, non valgono gli affitti brevi, dentro e fuori la regione. Occorre però comprovare di avere titolo di affitto o proprietà precedente in data al 14 gennaio 2021. I negozi saranno tutti aperti, compresi parrucchieri, barbieri e centri estetici. Nel weekend invece saranno chiusi i centri commerciali, sono chiuse palestre, piscine, teatri e cinema. Le scuole elementari e medie restano in presenza, quelle superiori sono in presenza almeno al 50%, ma nei territori ad alta incidenza di contagio, con alta circolazione di varianti e peggioramento del quadro epidemiologico, i presidenti di regione potranno adottare misure restrittive estendendo la DAD. Per bar e ristoranti valgono le stesse regole della zona rossa, niente servizio al tavolo, resta consentito fino alle 22 la sola ristorazione con consegna a domicilio o a sporto, con divieto di consumazione nelle adiacenze, consentito invece l'asporto dei bar fino alle 18, asporto possibile fino alle 22 però per enoteche e vinerie. Si può svolgere attività sportiva o motoria all'aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, anche in circoli e centri sportivi all'aperto. La cultura continua ad essere chiusa, con anche i musei che rimarranno serrati almeno fino a dopo Pasqua. Per quanto riguarda invece le funzioni religiose, con la partecipazione di persone si possono svolgere purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo con le rispettive confessioni. Torna a protestare Franco Corbelli, leader del Movimento Diritti Civili, chiede al presidente facente funzione Nino Spirlì di chiudere le scuole e minaccia: se questo non dovesse accadere protesterò alla cittadella regionale. Vediamo. Mercoledì scorso la clamorosa protesta del leader del Movimento Diritti Civili Franco Corbelli dinanzi alla sede del TAR Calabria. Oggi, dopo l'ufficialità del cambio di colore per la nostra regione, Corbelli chiede al presidente facente funzione della regione Nino Spirlì di adottare subito una nuova ordinanza che preveda la DAD in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Corbelli invita il governatore a non perdere tempo e agire subito, vista la situazione della Calabria. Le scuole, aggiunge, sono un pericolo, un focolaio, una polveriera che sta esplodendo in tutto il paese. Non si possono mandare al massacro studenti, bambini, insegnanti, le loro famiglie. Non si possono ignorare, sottolinea, i pareri degli esperti che continuano a ribadire che le scuole in questo momento, con la terza ondata che avanza, insieme alle minacciose e assai contagiose varianti, sono un pericolo e vanno chiuse. Non possiamo aspettare, aggiunge, un altro mese per l'udienza di merito del TAR fissata per il 14 aprile o un ricorso al Consiglio di Stato. Informo il governatore e conclude che sono pronto a una nuova clamorosa protesta, questa volta occupando la cittadella regionale. Il bollettino di oggi: un calo dei contagi e purtroppo 5 morti. Nelle ultime 24 ore in Calabria sono stati effettuati 2.432 tamponi, 275 nuovi positivi, in particolare Cosenza 103, Catanzaro 60, Crotone 36, Vibo 14, Reggio Calabria 62. I ricoveri in regione sono 244, terapie intensive 32, 5 i decessi. E c'è un caso che vi voglio segnalare, è accaduto a Drapia, siamo nel Vibonese, il Covid si è portato via 2 coniugi, prima il marito, poi la moglie. A distanza di poche ore la piccola comunità di Brattirò, frazione di Drapia, piange altre 2 vittime legate alla diffusione del coronavirus. Nella notte, infatti, è prima deceduto il professore Ferdinando Rombolà, 78 anni,
Poche ore dopo è morta, sempre a causa del Covid, anche la moglie. L'uomo alcune settimane fa era stato ricoverato per complicazioni dovute al Covid e da pochi giorni si era reso necessario il trasferimento in terapia intensiva. Durante la notte la crisi e la morte a distanza di poche ore. Poi l'altra tragica notizia per la famiglia: a causa del virus non ce l'ha fatta neanche la moglie. Cambiamo argomento, siamo alla cronaca che ci porta alla Mezzia Terme, dove sono 5 le persone indagate per la morte di una madre e dei suoi bimbi avvenuta il 4 ottobre del 2018. Sono stati travolti dal fango e dai detriti a causa di un violento nubifragio. L'ipotesi di reato è omicidio stradale plurimo. Vediamo. Queste che vi mostriamo sono le immagini del giorno dopo la tragedia, avvenuta la sera del 4 ottobre 2018 alla Mezzia Terme. Stefania Signori, di 30 anni, era in auto con i suoi bimbi, Christian di 7 e Niccolò di 2. Stavano rientrando a casa e mentre percorrevano la strada provinciale 113 vennero sorpresi dalla violenza della pioggia. Nella speranza di mettersi in salvo, la donna scese dal veicolo con i figli per poi essere violentemente trascinata dalle acque, da fango e dai detriti, a seguito di un violento nubifragio abbattutosi in quella circostanza proprio sulla zona di Lamezia Terme. I corpi della donna e di uno dei bimbi vennero trovati a distanza di ore nel letto di un torrente nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino, mentre l'altra giovanissima vittima venne recuperata dopo più di una settimana di ricerche incessanti a 500 metri di distanza dal luogo del primo ritrovamento. Il corpicino era coperto da una spessa coltre di detriti. Oggi, dopo 2 anni e 5 mesi, la Procura di Lamezia ha chiuso finalmente il fascicolo. Sono 5 le persone che risultano indagate con l'accusa di omicidio stradale plurimo. I 5 che hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini sono un imprenditore agricolo, un dirigente e 3 dipendenti del settore viabilità e trasporti della provincia di Catanzaro. Perizie e accertamenti condotti nel corso delle indagini coordinate dalla Procura Lametina e svolte anche dai carabinieri del nucleo investigativo della compagnia e dai militari di Girifalco assieme al personale della Polizia di Stato del commissariato di Lamezia farebbero ritenere l'evento correlabile alla mancata messa in sicurezza e manutenzione dell'area in violazione alle prescrizioni del codice della strada. Waterfront di Reggio Calabria si avvicina all'inaugurazione. Reggio e il mare, il Waterfront, una finestra aperta sul futuro della città. Questo il titolo del tavolo tematico che ha preso in esame le ricadute che l'opera avrà sul contesto cittadino dal punto di vista urbanistico e della pianificazione. Vediamo. Il Waterfront di Reggio Calabria, una delle opere pubbliche più ambite e agognate dalla città, adesso in realtà oggi è stata inaugurata alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà. L'occasione ovviamente è servita per celebrare l'evento, ma anche per avviare un serio confronto sulla programmazione e pianificazione del territorio. Reggio Calabria ha una realtà urbanistica molto complessa e su questo tema da tanto tempo gli amministratori si stanno confrontando. Oggi incontro tematico proprio per individuare quelli che saranno i punti da sviluppare per dare alla città un nuovo volto. Abbiamo voluto simbolicamente partire da qui perché nell'idea della ricostruzione di questa città, della rigenerazione urbana di questa città, nell'idea di rivoluzionare attraverso le risorse del Recovery Fund la nostra città per i prossimi 30 anni, vogliamo ovviamente coinvolgere le risorse del nostro territorio, come l'università, le eccellenze del nostro territorio, come gli architetti, gli ingegneri, insomma tutti coloro che possono dare una visione di futuro sulla nostra città e naturalmente chiamare a raccolta le più grandi eccellenze nel campo dell'architettura, nel campo dell'urbanistica, nel campo
della rigenerazione urbana. Insomma, abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa che rappresenta il primo passo per il ridisegno del porto, e quindi anche lì insomma, si sta avviando un lavoro importante. Lo sport, l'attesa, pagina sportiva, partiamo con il Cosenza, bella prestazione dei Lupi a Salerno, Cosenza in 10 per tutto il secondo tempo, vediamo. Il Cosenza con cuore e determinazione rosicchia un punticino alla Recchi di Salerno, disputando quasi un tempo in inferiorità numerica. La sfida si gioca sul filo dell'equilibrio sin dalle battute iniziali, con continui capovolgimenti di fronte. La squadra di Occhiuzzi è propositiva nonostante le tante assenze, il forfait poco prima di scendere in campo dell'ex Schiavi, al suo posto l'esordio di Anzulas. Tante le occasioni per gli ospiti, prima Sciaudone spizza di testa sul piazzato di Petrucci, il pallone sfiora il palo, poi al 19esimo punizione battuta da Tremolada, arriva Iozzi sul secondo palo e prova a rimetterla in mezzo, ma la difesa granata sbroglia. Al 23esimo Lupi ad un passo dalla rete, incursione da sinistra di Crecco, cross tagliato al centro e Mbakogu non arriva per un soffio all'appuntamento con il gol. Alla mezz'ora Occhiuzzi costretto a sostituire Mbakogu per un problema muscolare con Carretta. Il Cosenza ci prova a sbloccare l'inizio del match. Al 35esimo Belek ci mette una pezza sull'incornata ravvicinata di Iozzi. Ad inizio ripresa i Lupi restano in 10 per il secondo giallo a Petrucci. La squadra di Castori allora prova a vincere la sfida, ma è Falconi ad opporsi agli assalti avversari. Al 27esimo è miracoloso sul tiro a botta sicura di Kane. La risposta dei Silani è affidata a Sciaudone, che ci prova dal limite dell'area, ma la sfera si infrange sul palo. Dopo 5 minuti di recupero il match termina sullo 0-0, un punto prezioso per il Cosenza che fa morale in vista della sfida di martedì al Marulla con il Vicenza. Sicuramente prendiamo per buono questo punto per come si era messa poi la gara, giocandolo in 10 tutto il secondo tempo contro una squadra che lotta per il vertice, quindi prendiamo assolutamente per buono e pensiamo già al martedì che c'è una gara importante da fare e noi dobbiamo già pensare alla prossima. La squadra ha ritrovato il gioco, che è una cosa importante, forse ho cercato di dare maggiore serenità alla squadra, che era quello che loro cercavano in me. Forse ho trasmesso un po' di tensione negli ultimi periodi, quindi complimenti davvero ai ragazzi per aver ritrovato gioco e adesso ripeto tutti insieme, tutto l'ambiente dobbiamo pensare a questa rincorsa, perché come qualcuno ha rimarcato la luce in fondo al tunnel è lontana, quindi voglio arrivare alla fine e vedere questa luce. Vittoria degli Amaranto alla Granillo, la Regina sorprende i Brianzoli, vediamo. Colpaccio della Regina che al Granillo batte la corazzata Monza e conquista 3 punti pesanti. La squadra di Baroni gioca senza timore reverenziale contro Balotelli e compagni, ma il primo tempo è equilibrato, con le squadre più attente a non prendere gol piuttosto che a proporsi in avanti. Poi nella ripresa gli Amaranto sorprendono il Monza, un errore in uscita di Di Gregorio spalanca la porta a Rivas, che non deve far altro che insaccare il cross dalla destra di Bellomo. Gli ospiti ci provano a ristabilire la parità e al 60esimo è Balotelli a divorarsi l'unica vera chance della ripresa. Riceve in area di rigore a tu per tu con Nicolas, si fa ipnotizzare dal portiere di casa. Regina che potrebbe chiudere il match al 68esimo sempre con Rivas, ma questa volta è bravo Di Gregorio a chiudere lo specchio della porta. Finisce così con la Regina che si porta a 36 punti, a -6 dalla zona play-off e a +8 su quella play-out. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Fine settimana all'insegna della variabilità a partire dai settori tirrenici. Da domenica una perturbazione nord-atlantica attraverserà l'Italia da nord a sud, accompagnata da un apprezzabile calo delle temperature. Passiamo al tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Domani al mattino nuvolosità variabile sulle aree tirreniche, sereno o poco nuvoloso altrove. Dal tardo pomeriggio sera peggiora a partire dal Cosentino tirrenico, con precipitazioni a carattere di rovescio. Nevose in serata sui rilievi di Pollino, Orso Marso e Sila.
sopra i 900 mm. Temperature in generale diminuzione dalla seconda parte della giornata. Passiamo a mari e venti. Domani venti ovunque dai quadranti occidentali di intensità moderata, ad eccezione del settore ionico crotonese dove spireranno da sud-sud-est. I mari saranno Mosso e il Tirreno con moto ondoso in ulteriore aumento dalla serata, il Golfo di Corigliano e quello di Squillace, poco mosso sui settori ionici del Crotonese, Basso Catanzarese e Reggino. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che subito dopo la sigla del TG ci sarà la nostra rubrica Bookmania dedicata ai libri. Grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo. Noi vi auguriamo un buon proseguimento e un felice weekend.